Sarà una lotta contro il tempo quella da domani in Consiglio regionale del Veneto, dopo che la seconda commissione ambiente la scorsa settimana ha approvato il piano regionale dei trasporti, uno dei nodi cruciali per l'intera regione. Nuovo piano che domani sarà presentato per il voto e vedrà una sessantina di emendamenti del gruppo del Partito Democratico e un'altra quarantina da parte dell'opposizione. Una delle nostre proposte è portare un 10% in più dell'attuale trasporto privato nel trasporto pubblico. Questo andrebbe a diminuire le emissioni di CO2 in vista anche delle nuove procedure di infrazione della Corte europea nei confronti del nostro paese, ma si è parlato anche di biglietto unico, della metropolitana di superficie mai realizzata, degli scarsi collegamenti con l'aeroporto, dei tratti assai gettonati verso le mete marine, della sicurezza strutturale di ponti e infrastrutture, una fra tutte il viadotto della 27 verso le Dolomiti in territorio trevigiano. Insomma, molta carne al fuoco per i consiglieri regionali del PD per un piano che, è stato detto, mancava almeno da una decina d'anni e che fotografa grandi ritardi e fallimenti. La metropolitana di superficie purtroppo è stata accantonata, anche se erano già stati iniziati determinati lavori come alcuni parcheggi scambiatori, quindi erano stati fatti gli investimenti e poi sparita dai radar. Corsa contro il tempo, si diceva, visto che se le elezioni regionali saranno il 20 settembre, si avrà tempo fino al 20 luglio per approvare il nuovo piano in Consiglio regionale, così importante che il PD ha ribadito di aver fortemente voluto, dando precise linee guida in maniera seria e coerente.